Guerra doveva essere e guerra è stata tra Bustarsizio e Caserta e al Palla Yamamai la polvere della battaglia si dirada dopo 4 set. A spuntare la squadra di casa che dopo una partenza affannosa riesce a inanellare 3 set vincenti e a portarsi a casa l'intera posta in gioco. Rammarico scontato e comprensibile quindi dall'altra parte, con la sensazione che nel finale del secondo set ed in alcune fasi del terzo Caserta abbia mancato il possibile colpo di grazia. Se davvero è stato così, allora è ovvio che certe occasioni con Busto non tornino 2 volte. E infatti le bustocche si registrano e poi non sbagliano più, andandosi a prendere un successo via via sempre più meritato. La truppa di Cuccarini comincia finalmente con quello che con tutta probabilità sarà il sestetto tipo per il resto della stagione, affidandosi a Gray in attacco. Busto deve ovviamente far fronte, ormai come di consueto, all'assenza di Giulia Leonardi e quindi scende in campo con Shemin Wang. Nel primo set è evidente da subito che Caserta ci crede di più. Bekis trova spesso e volentieri Castaneda, che entra subito in temperatura. Busto dall'altra parte comincia a sbagliare tanto a servizio e Alessia Orro va leggermente in crisi nello smistamento dei palloni. Punto a punto si arriva al finale dove la differenza la fa l'attenzione, la fatica di Busto di mettere a terra il pallone e probabilmente anche l'ingresso di Alessia Meri al posto di Gray per togliere il bersaglio dalla statunitense e disarmare Busto dai 9 metri. Con Caserta avanti le farfalle faticano a reagire e anche il secondo set va in testa a testa. Busto alza l'asticella in attacco però, ritrovando Carsalò e facendo salire di ritmo Britt Herbots. Le casertane rispondono lottando davvero su ogni pallone, allungando gli scambi e provando la carta dello sfinimento. Un lungo stint di Auri Cruz al servizio oltretutto fa temere il peggio ai tifosi biancorossi, ma Busto ne esce bene e le campane capitolano nel rush finale. Ecco la sliding door della partita, da un applausibile e tutto sommato meritato 2-0 ad un 1-1 che riapre i giochi. Le padrone di casa ci credono di più e si affidano ad una Low sempre più ispirata. L'ingresso di Francesca Villani al posto di Alessia Gennari poi regala nuova linfa che per una volta la capitana non riusciva a dare. Caserta, di contro, comincia a disunirsi. Cuccarini prova a cambiare la diagonale e riprova la carta Mary, con meno fortuna però, scontrandosi con un meccanismo che sembra essersi inceppato. I salvataggi miracolosi di Alessia Ghiraldi diventano così prediche nel deserto, anziché numero nel mucchio, e da metà terzo parziale in poi la squadra di Lavarini prende il largo e si porta sul 2-1. Mentalmente Caserta capitola lì. Cruz prova a raddoppiare gli sforzi nel quarto parziale, accelerando anche in attacco, ma la sola Castaneda, insieme a lei, non riesce più a fare la differenza, pur andando oltre i 20 punti. La differenza la fa invece, e come, sempre Britt Herbots, un punto in meno di Lo nel tabellino finale, ma la consapevolezza di essere stata decisiva, con tanto di ace trovato in volo, aggiustando una pessima alzata. Il punto finale, conquistato in battaglia, è l'epilogo migliore per una sfida lottata e bellissima. I 3 punti se li prende la Unity Work, confermando il momento positivo, nonostante le difficoltà, e trovando ancora più fiducia. Rimpianti e rabbia per la Golden Tulip Volalto 2.0. Anche un punto sarebbe stato importante oggi, e invece ne esce un amaro nulla di fatto con Novara alle porte.